Si è consumata domenica 13 maggio nel Trapanese la terza prova del campionato siciliano enduro. L'organizzazione del motoclub Alcam Off-Road del presidente Liberio Orlando ha ospitato 160 piloti provenienti da tutta l'isola, come previsto un numero di partenti inferiore rispetto alle altre prove. A portare a casa la vittoria assoluta Giuliano Mancuso, al suo rientro nel campionato siciliano dopo una prima parte di stagione fatta di ottimi risultati in campo nazionale. Hai conquistato la vittoria della terza prova del siciliano, una gara un po' atipica per te, sei stato dietro Bologna tutto il tempo e ultima speciale qualche problemino ha compromesso il risultato di Marco, la vittoria è andata a te. Devo fare i complimenti sicuramente a Bologna che è stato molto veloce per tutta la giornata, sicuramente meritava la vittoria, poi l'ultima speciale ha fatto un errorino e sono riuscito a vincere. Come detto tu, ho fatto la prima parte di stagione su al nord, ovviamente il mio obiettivo è il campionato italiano Under 23 e gli assoluti d'Italia. Siamo venuti qui a fare questa garetta un po' per tenerci in allenamento, visto che sono qua in Sicilia. E la gara è andata abbastanza bene, ho preferito non fare errori, le prove speciali onestamente non mi piacevano e quindi ho preferito stare un po' più tranquillo, evitare di cadere, rischiare di farmi male e non serviva praticamente a niente. Mancuso ha avuto la meglio su uno sfortunato Marco Bologna. Il pilota del team Honda DARPA Racing ha dominato per tutta la giornata, cedendo il gradino più alto del podio al messinese solo nell'ultima speciale di giornata, l'Enduro Test, a causa di una rovinosa caduta. Oggi gara quasi perfetta. L'altra volta l'ultima speciale ti aveva regalato la vittoria assoluta, quest'ultima speciale invece te l'ha tolta. È stata una bellissima gara appunto dal primo giro perché sono riuscito ad andare bene in tutte le speciali. Arrivato all'ultima linea sono caduto dentro la linea sul fiume, ho perso un paio di secondi e ho cercato di recuperare, però avevo perso veramente tanto, quindi sono gare, l'altra volta abbiamo vinto, questa volta ci ha continuato il secondo posto. Terza piazza per Antonio Arcuri, primo podio stagionale per il pilota del motoclub Tritone, che sta vivendo un periodo di ottima forma fisica, ma soprattutto mentale. Antonio, oggi primo podio stagionale per te, terzo assoluto, hai chiuso a pochissimo distacco da Davide Cutuli, una bellissima battaglia per tutta la gara. È stata combattuta perché ho fatto terzo assoluto, ma fino all'ultima prova in linea ho lottato con Talamo e Cutuli, ci toglievamo un secondo fino all'ultima prova speciale, quindi era una prova speciale dove si doveva dare tutto e non si doveva mollare nulla. La lotta per il terzo gradino del podio si è consumata in una sfida a 3 con Cutuli e Talamo, tutti a meno di 2 secondi di distacco fino all'ultima speciale. Un lungo trasferimento di 45 km da ripetere 4 volte ha segnato la gara con poche difficoltà. Un percorso diviso in 2 settori, rispettivamente da 60 e 40 minuti. Nel primo settore, a poco meno di mezz'ora dalla partenza, si trovava il cross test di 3,5 km. Il tempo medio di percorrenza è stato di 4 minuti e 30 secondi. Bel fettucciato, un terreno che poi pian piano si andava scavando, sempre più tecnico, mi piaceva molto. Prove speciali divertenti, il fettucciato soprattutto con i canali, un po' sabbioso. Nel secondo settore, immediatamente dopo il controllo orario intermedio, la seconda prova speciale, l'Enduro Test di 3,5 km. Difficile fare la differenza in linea, c'era un piccolo tratto di fiume e poi era fettucciato. Una linea molto fettucciata, si partiva dal fiume con dell'acqua molto divertente, poi si passava un pratone, sali e scendi, molte contropendenze, che inizialmente era viscido a causa appunto dell'erba, poi si andava segnando e quindi teneva un po' di più, però sempre molto scivoloso. A coadiuvare il lavoro dell'Alcam Off-Road sono stati gli uomini del Custonaci Enduro Club e l'esperto Saverio Sciacca, responsabile delle 2 prove speciali di giornata, seguito in gara dall'attento team del Corre Sicilia, con a capo il presidente Nunzio Pizzo. Beep, boop, blah, blah, beep.